spazi di roccia che condividiamo con i nostri animali. La vita del pastore è errare e non fermarsi mai. Nessuno tra noi ha mai fatto la storia. Nessun pastore è mai passato alla storia. Passiamo, come passano le pecore sui campi, sempre ai margini del mondo. Uomini del nulla e della nullità. Migranti della vita e del silenzio sono i pastori d'ogni tempo. Statuine lasciate lì mute anche nei presepi, nonostante l'Altissimo ci abbia voluto come unici testimoni del più grande mistero che si incarnava nella storia. Il gemito di quel bimbo pare a noi musica dolce, soave. La madre, il figlio, una pietà vivente di un Dio fattosi uomo tra gli ultimi del mondo. Che Dio è? Che Dio è mai? Quello che sceglie chi non può parlare. Noi non abbiamo scelto. Siamo stati scelti da quel Dio che ha scelto gli uomini non per la loro razza o religione, ma per il loro cuore. Che siano da Oriente o da Occidente, gli uomini sono tutti di Dio. E Lui è il Dio degli uomini, puri magi, venuti da lontano fino alla grotta, guidati da quel desiderio di mistero e sacro. Prostrati, offrirono loro doni, il più prezioso dei quali fu l'umiltà. Altri migranti oggi bussano alle nostre porte, giungono per mare, giungono per terra, fino alle nostre coste, sbarcano e molti finiscono nelle grotte, ombre che si disperdono in mare, nel deserto dell'indifferenza. Cercano quella dignità che il Dio nato in una grotta ha riconosciuto a ogni essere umano. Figli e fratelli ci ha chiamati, perché non ci dimenticassimo della reciproca dignità. Mi avete dato da bere quando avevo sete e da mangiare quando avevo fame. Ero nudo e mi avete vestito, malato e mi avete curato. Ero forestiero e mi avete accolto. E poi aggiunse: ogni qualvolta avete fatto questo a uno dei più piccoli, l'avrete fatto a me. L'avrete fatto a lui.